Nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri denominata Montagna si è costituito il favarese Antonio Licata di 26 anni, accusato di traffico di stupefacenti. Il giovane, avvertendo la pressione dei carabinieri, ha deciso di costituirsi recandosi accompagnato dal proprio avvocato alla caserma di Villa Seta, dove ha sede il reparto operativo dell'Arma di Agrigento. Il giovane di Favara si trova adesso agli arresti domiciliari. Intanto, ieri per Santino Sabella, sindaco di San Biagio Platani, coinvolto nella stessa operazione Montagna, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, è arrivata la sospensione da parte della prefettura di Agrigento e in serata un comunicato a firma del presidente del Consiglio Comunale di San Biagio Platani, Angelo Palamenchi. Siamo fortemente scossi dagli eventi incresciosi, scrive Palamenchi, eventi che hanno coinvolto il nostro comune e la nostra comunità a seguito dell'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'attuale sindaco per concorso esterno in associazione mafiosa. Il presidente del Consiglio Comunale di San Biagio Platani si dice fiducioso assieme ai colleghi consiglieri che la giustizia possa fare luce su quanto accaduto. Appresa la sospensione da parte della prefettura di Agrigento del sindaco Sabella, aggiunge Palamenchi, non possiamo fare a meno di prenderne atto e condannare fortemente, qualora accertato, il coinvolgimento del nostro primo cittadino. Il presidente del Consiglio Comunale del centro agrigentino conclude il proprio comunicato esprimendo incredulità per quanto accaduto in una comunità, quella di San Biagio Platani, finora estranea a questi fatti che lo stesso Palamenchi definisce terribili.